Amici bellini, mi sono deciso, esce il video esce, un video leggero, si parla di maglie, ma ci sono poche cose di calciomercato, però ci sono queste indiscrezioni sulle maglie che secondo me fanno sempre piacere. Cominciamo! Allora, amici miei, Aidanis. Ho letto Aidanis, ma potrebbe essere Idanis, potrebbe essere qualsiasi cosa. HD, benvenuto, benvenuta, non lo so. Iscrivetevi al canale, lo state facendo, siete veramente molto molto bellini. E lasciate un like a queste ipotesi di maglie che adesso vi faccio vedere. Anzi, mi dovrei già spostare, perché serve un po' di spazio tattico. Da questa parte, in modo tale che, e poi guardatevi il video tutto qua, poi ve lo ricordo a fine video forse, l'anteprima, insomma il link la live di domani, perché è un martedì pazzesco con ospiti Guido Gentile e Paolo Del Genio. È già pronta l'anteprima, insomma la premessa, come si dice? Non so, più faccio video in italiano peggio parlo. Potete cominciare a lasciare i like preventivi anche lì. Allora, parliamo di queste cose, poi tocchiamo anche gli argomenti mercato, perché si parla molto del portiere in questi giorni. Non ti senti più Deulofeu che fine ha fatto? Io queste sto facendo le domande ai miei amici abbonati. Ma Deulofeu che fine ha fatto? Non se ne parla più. Mertens oramai è ufficializzato, quindi Deulofeu non doveva essere quello che poi se esce Mertens. Non lo sappiamo. Vabbè, vediamo un pochino di che si tratta. Allora, prima di tutto sono uscite un pochino di immagini di materiale di allenamento per il materiali del Napoli, e il nostro punto di riferimento deve essere sempre la pagina a tutela della maglia del Napoli, perché molto spesso con le informazioni che hanno avuto loro ci provano fino all'ultimo, con la lete bianca fanno delle simulazioni bellissime e dei concept che distribuiscono, però niente, la lete a quanto pare sarà ancora rossa e non ce lo levano questo sfizio finché non finirà la collaborazione con la lete a questo punto, perché non ce lo vogliono togliere questo sfizio, ma va bene. Quindi cominciamo a vedere queste magliette di allenamento. Le metto qua mentre parlo, così mentre le guardo. La maglietta di allenamento, questa qua con queste cose, è bellina, la lete è enorme, è proprio enorme. Io qua vedi, la continuazione insomma di Jimmy. La lete è proprio enorme, ma è sempre stata così. La maglietta di allenamento con la scritta lete è un po' più grande, quindi aspettiamoci la scritta lete più piccola nelle maglie ufficiali da gara, su questo lo posso dire. Ed è bello queste sfumature nette, diciamo, il cambio di sfumatura netta mi piace, non è male, è una cosa diversa. Poi vediamo queste polo. Io vi dico, dire la verità, io una polo bella del Napoli, se non ci fosse lete ed MSC, metti lo stemma del Napoli da una parte bello sereno e tranquillo da solo, e A7 dall'altra parte, io la indosserei proprio per uscire e anche per suonare. Ti alzi bello il colletto, il basso azzurro, sarebbe bellissima, però purtroppo troppi sponsor non mi piacciono, mi ha pavato a me. Ma questa è presunzione, come ti permetti? Chi sei? Sei la rovina del Napoli. Anche questa felpa azzurrissima, molto bella. La semplicità è sempre apprezzata dal sottoscritto, con la SSCN dietro, e va bene. Quindi è importante sottolineare che l'amico della tutela della maglia del Napoli ha trovato queste cose su Amazon. Voi ricordate che era una mia battaglia da sempre, ho cercato di dire al Napoli attento all'Amazon, lo store di Amazon.com, perché lì siamo indietro di anni luce, ci sono ancora le cose della Diadora. Ecco, probabilmente qualcuno mi ha ascoltato e sono contento di poter dire che adesso, se cercate, bisogna scavare un po', però se cercate Amazon.com, SSC Napoli, lo store, il brand, eccetera eccetera, troviamo almeno troviamo le maglie dell'anno scorso, e A7 ancora ovviamente in prima proprio in copertina, perché erano i giocatori più rappresentativi. Abbiamo Spina, Koulibaly, Mertens e poi c'è Osimhen. Però poi se scavi c'è Meret, c'è Zielinski, insomma, e si trova per me è un grande passo avanti. È un grande passo avanti, perché fino a poco tempo fa, durante la stagione, non si potevano comprare, dovevi andare su un Amazon.it oppure .es per la Spagna, .de per la Germania. Io che abito qua, io sto su Amazon.com, e quindi sei tu che devi porgere al tifoso all'estero che non deve andare negli Amazon particolari per trovare la maglia del Napoli. Quindi bene.
E quindi mi aspetto, visto che a tutela della maglia del Napoli ha trovato queste immagini su Amazon, evidentemente scavando, andando all'interno delle pagine anche non linkate, questo non lo so, ha trovato un pochino di immagini e quindi ce le può spoilerare. C'è una maglia di rappresentanza azzurra o grigia, questa qua sempre così, che molto semplice, a me piace, ripeto, il fatto del doppio sponsor non è bellissimo, però molto semplice. E funziona la maglia di allenamento con le maniche corte che abbiamo visto, e quindi poi si fa vedere anche un pochino di pantaloncini con questo fluo, rosa fluo, verde fluo, niente di nuovo così. Dopodiché mi piace farvi leggere quelle che sono le indiscrezioni che lui ci dice a livello di prezzi, e qua, se vengono confermate queste indiscrezioni, noi un applausetto al Napoli lo facciamo, perché bisogna venire incontro. E quindi leggiamo: sono su Amazon, sono riuscito a trovare le immagini di alcuni capi della nuova linea. Ecco la felpa d'allenamento 79, la felpa di rappresentanza azzurra 110, la polo di rappresentanza Magnet 69. Come avete letto su diversi portali, i colori delle maglie saranno il bianco per la away, verde e fucsia per i portieri. Non c'erano notizie certe sul colore della terza, dagli indizi che ho raccolto dovrebbe chiamarsi Aqua blu, e quindi blu e non rosso. Benissimo, adoro. I prezzi della gara sono invariati, quindi sempre 125, che è un po' forte, però siamo negli standard. Pantaloncini secondo me carissimi, 58, ma metto un costume sotto se devo giocare a pallone. Le calze 23, eccetera eccetera, tuta interlock, bla 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 bla, felpa. Alcuni prodotti costeranno meno, bravo Napoli, costeranno meno della scorsa stagione, come le maglie d'allenamento da 72 a 59, mi piace perché molto spesso la maglia d'allenamento è pure più bella, la polo da 85 a 69 e le t-shirt da 60 a 55. I prezzi delle giacche, eccetera eccetera. Ci sono delle ottime notizie. La prima è che quest'anno quasi tutti i capi saranno disponibili in versione europea, il che vuol dire senza gli sponsor, ad eccezione della maglia da gara. Questo mi interessa tantissimo. La seconda notizia che farà molto felici i tifosi azzurri è che quest'anno ci saranno le versioni replica di tutte le maglie, anche quelle europee. Benissimo, perché non tutti si possono permettere di comprare a prezzo pieno la maglia gara, però la maglia replica, che di solito differisce un po' per i tessuti e per la qualità e un po' per la tonalità del colore, di solito è comunque un modo per essere legati alla società, per poter supportare la squadra in maniera ufficiale, e ti stai comprando un prodotto ufficiale che è replica per una questione così, e a molti tifosi può far piacere. Quindi questo molto molto bene. E poi c'è un aggiornamento che ci dà maglie replica. Forse della away bianca non ci sarà la replica, ma solo della maglia azzurra e di quella blu. Sarebbe una cosa stranissima, ma leggiamo quello che ci dicono. E sulla linea europea, nonostante abbia trovato le sezioni su Amazon di tutti i capi di cui vi ho parlato, forse solo una piccola parte di questi verrà effettivamente messa in vendita per questioni di cui, almeno per il momento, preferisco non parlarvi. Attendiamo l'evoluzione di questa vicenda. Quindi ragazzi, queste sono le indiscrezioni. Poi, dato che gli amici miei degli orizzonti azzurri, che sono gli amici bellini abbonati, mi tengono sempre aggiornato, per un po' si vedeva questo concept che girava, questo qua, ve lo faccio vedere meglio, a Napoli Amore, che sembra una sorta di azzurro cielo, che non ho capito se qua sono delle nuvole, se è il mare, la spuma delle onde del mare, eccetera eccetera, però viene confermato questo stacco, quindi è plausibile che una cosa del genere così, questo stacco con le maniche e il torso. Per un po' è girata questa, dopodiché quando abbiamo cominciato a vedere quelle di allenamento ufficiali, comincia a girare anche questo concept, che secondo me è semplicissimo ma molto molto bello, con ovviamente le maglie staccate, le maniche praticamente staccate di colore, come vediamo. È molto molto semplice. Se questa fosse con la lete in bianco, la faccio un attimo a volo, mamma mia, e che spettacolo che sarebbe, ma non ci speriamo proprio. Le altre cose le abbiamo viste, e questo è più o meno quello che sappiamo sulle maglie. Parliamo ancora di indiscrezioni, ma l'attesa finalmente è finita. L'unica squadra che fa aspettare quasi ad agosto per le maglie, le vedremo in campo dopodomani, perché domani, martedì pazzesco, la live, e poi mercoledì ci sarà la prima amichevole per il ritiro del Castel di Sangro. Nel frattempo, i discorsi di mercato, mentre si sente di un'offerta per la Salernitana per Meret,
per Meret, ma per Mertens, che non ci dovrebbe interessare, perché se Mertens, mamma mia, lasciamo bene, non la voglio commentare. Si insiste su questo discorso di Navas, di Kepa, di Neto, si parla di questi nomi molto forti di leadership importante per la Porta. Ovviamente più sono nomi importanti di leadership, più li devi pagare. Si giustifica questo rumor dicendo che la squadra di appartenenza poi magari potrebbe partecipare nell'ingaggio, quindi Navas ce lo paga il Paris Saint-Germain pur di non tenerselo sul gruppo, il che mi sembra un po' strano, perché poi lo stesso Galtier ha parlato, Navas ci deve fare il secondo, io mi fido di lui come secondo, ho capito che lui vuole essere titolare, ma devono avere un secondo all'altezza anche al Paris Saint-Germain. Non lo so se Navas preferisce essere poi il titolare al Napoli invece che fare la riserva di Donnarumma lì, dove poi magari se la gioca e potrebbe, non lo so, veramente non lo so. È chiaro che un portiere del genere poi esclude la tranquillità di Meret, te lo puoi anche tenere, ma sicuramente tranquillo poi non sarà, e quindi dobbiamo valutare su questa cosa qui. Altri discorsi non se ne fanno. Su Kim pare che domani potrebbe essere il giorno per le visite mediche, e quindi aspettiamo ufficialità. Il portiere, il difensore, a centrocampo si insiste a parlare di queste offerte, pare che West Ham ne vuole uno a caso, un po' Fabian, un po' Zielinski, ne vogliono uno. Quando esce così è come se uno avesse avuto mezza fonte, mezza notizia e spara il nome più plausibile. Non lo sappiamo se tutto questo è vero, però pare vogliano offrire 28 per Zielinski, il Napoli ne vuole 40. Se questo fosse vero si chiude a 32-33, è chiaro, però dobbiamo vedere un pochino, perché la situazione di Zielinski è un po' delicata, dopo che insomma è il top scorer in questo momento, è il top presenze e non è stato considerato come capitano. È una questione sicuramente da affrontare con delicatezza, perché poi tu presenti le maglie, ma come immagini, chi ci metti? Non hai quella rappresentanza. Io ho detto agli amici, bisognava fare un hype più importante per Kvara, doveva essere lui proprio la stella, eccetera eccetera. Al momento tu devi usare l'immagine di Osimhen, sicuramente puoi usare Kvara per il mercato georgiano, che non è esageratissimo, però per il mercato asiatico lì devi utilizzare l'immagine di Kim, puoi utilizzare Lozano per il mercato sudamericano, per i messicani, e poi altri giocatori che hanno un impatto, perché utilizzare Fabian non lo so, lo stesso Zielinski dovrebbe essere utilizzato, però non abbiamo capito ancora il suo ruolo in questo Napoli. Io vi dico una cosa in chiusura: al momento il Napoli, non sappiamo il portiere, ma la formazione base secondo me di Spalletti prevede, in difesa dobbiamo capire, ma a centrocampo prevede Lobotka, Anghissà e Fabian. Ecco perché si parla più di 4-3-3 rispetto al 4-2-3-1, perché secondo me non si vuole privare né di Lobotka, né di Anghissà, né di Fabian. Poi Fabian, a seconda dello stato di forma, può essere sostituito da Zielinski, da Elmas, eccetera eccetera, ma secondo me questo è il centrocampo titolare nella mente di Spalletti, con Fabian che può andare più verso anche al tiro perché c'ha un po' più di libertà. Questo è il momento, ecco anche perché Zielinski non si fa capitano, perché se poi nella tua idea principale non è titolarissimo per come ha finito la stagione, si spiegano parecchie cose. Poi in attacco Osimhen, Kvara, Zizio e Lozano credo in questo momento, non sappiamo altro. Simeone, Barak, mo si parlava di Pinamonti, aspettiamo Petagna che non se ne esce, un asse che se ne deve uscire da New York. Valerio Fluido è tutto, lasciate i like che vi siete dimenticati e andate sulla live, perché voglio fare veramente un martedì pazzesco con Paolo e Guido. Baci. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credibili. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.